È stata inaugurata la comunità residenziale di Viacella, nuovo importante servizio per la salute mentale a Gemona del Friuli. La struttura sarà aperta 24 ore su 24 e potrà accogliere 6 persone che provengono dai centri di salute mentale di Gemona e di Tolmezzo. Per loro saranno a disposizione percorsi mirati all'inclusione e alla riabilitazione, nonché alla socialità. Presenti alla cerimonia l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, il direttore di ASU FC Denis Caporale, oltre ovviamente ai primi cittadini di Gemona e Tolmezzo, Roberto Revelant e Roberto Vicentini. La struttura sarà gestita dalla cooperativa Itaca in collaborazione proprio con l'ASUFC e mirerà a migliorare il benessere dei pazienti con un ambiente stimolante e sereno, immersi in una zona residenziale di Gemona Alta molto tranquilla. Ci saranno laboratori, cucina, salotto, soggiorno, ufficio per il personale, ma anche un'area relax, mentre al piano superiore si troveranno le zone notte che garantiscono massima privacy e tranquillità. La finalità della comunità di Viacella sarà quella di un approccio che miri al rispetto della dignità e della parità di trattamento di ogni ospite, con la previsione anche di mediatori culturali in caso di pazienti provenienti da altri paesi. Il percorso tende a stimolare le capacità individuali, incoraggiando i pazienti alla partecipazione e al rientro nella vita comunitaria per stabilire relazioni significative. Insomma, non soltanto un luogo di cura, ma anche di collegamento tra servizi sanitari e comunità locale. La struttura fornirà lavoro a un minimo di 7 operatori, con apertura, come detto, 24 ore su 24 e ovviamente 365 giorni l'anno.